Sei secondo un altro amico, Pedro di Orgosolo, che fai escursioni in monte a quadro e dunque se noi in Aristanisi possa sartiglia in un luogo di quadro su Gesù in ci spazia. Li frequentavo però si contano un pacchetto di escursioni cosa sua e te vai in monte con i turisti e tutto canto. Sì, e ho aperto un panza russa, Janina Sulevis, abbiamo aperto questa associazione, però questa escursione a Vardo, turismo equestre in Sardegna. Noi abbiamo escursiones in Orgosolo, viene di 2 ore, di 3 ore, 4 ore, di 6 ore, tutti sul monte di Orgosolo. E rende viene da di 1 giorno, di 2 giorni, di 3 giorni, di 20 giorni, e si muove a fuori dai su monte di Orgosolo, di 3 giorni e di 20 giorni, muovendo dai su monte di Orgosolo, per arrivare a Cala Luna e a Cala Sisini. In visita un mimo, abbarramos una paia di dies e poi da volta per tornare sul Monte Orgoleso e gas si in questa escursione che è. Intanto viene su un'altra di 2 giorni e visitiamo sia sul Monte di Orgosolo, muovendo da Orgosolo, arriviamo a su Supramonte e dormiamo, caimo a notte e su Manzano torniamo a partire e torniamo giramos tutto Supramonte, poi che torniamo a Caserma Montes e da io si torna a Villa Orgolesa. E i turisti sa bene, inti contentos, funti? Sos turistas vienen a omos os prusos íamos hospitados une turistas va bene turistas russos, vira turistas russos e si sono a ormai bene e provi su sto Monte Nostro sono a proprio meraviglioso de su uso de questa campagna nostra, de questo ambiente ivada, viene tutto questo zonare a cada tipo di bestiamene, a Tanavasa, Pascolo Brado, a Apras, Berbees, Polos, Ovardedo Sardos, insomma viene tutto questo ambiente aperto e poi viene un pezzo di tutto, Mugrones, Cervones, insomma va di tutto sul Monte Orgoleso e quindi sono barrato meta entusiasmo su tutto di questa cosa, ecco. Pedro, ricorda su nomini a che uno vuole prenotare ed uscire. C'è la Sarda, turismo questo in Sardegna. Va bene, grazie a me da a Pedro, si torrai a dire a travoltas.